Ci troviamo all'interno del Labri Alto, lo spazio gestito dalla cooperativa Sumo a Venezia. Sto aspettando che arrivino tutti i ragazzi che si sono iscritti alla settimana pilota del progetto Non Solo Compiti. Non so esattamente che cosa succederà in questa settimana, ma ho 5 certezze. Numero 1. Per la giornata europea delle fondazioni 2021 i ragazzi dovranno creare un murales senza muro, un murales trasportabile. Numero 2. Il murales fa riferimento ad un'opera esistente, dello street artist LDB. Di quest'opera abbiamo un'immagine e la maschera normografica per fare lo stencil. Numero 3. Partendo dallo stencil, i ragazzi dovranno creare un'opera collettiva unica. Dovranno quindi avere un'idea astratta da tradurre in idea concreta. 4. Nelle 3 ore a disposizione esiste un tempo da dedicare ai compiti e allo studio individuale. 5. Tutto ciò che verrà prodotto qui dentro sarà autentico, esclusivamente frutto del pensiero e delle idee dei ragazzi. Porrò loro molte domande, ma non fornirò mai risposte. Avvalendomi delle tecniche teatrali, fornirò loro modi, strumenti, prospettive, contenitori di pensiero, ma mai e poi mai manometterò il loro contenuto. Sono arrivati tutti. Noi ci mettiamo all'opera letteralmente, ma vi portiamo con noi nella nostra settimana. Osserviamo l'opera e lasciamoci trasportare nel suo messaggio. Che cosa vediamo? Se dovessimo darle un titolo, quale sarebbe? Proviamo a interpretare i nostri titoli con il corpo. Forse scopriamo ancora qualcosa. È il momento di conoscere l'artista. Chi è? LDB. Troveremo nelle sue parole ciò che noi abbiamo visto? Il suo sguardo sarà il nostro sguardo? O scopriremo tutt'altro? Dobbiamo essere un po' stalker, farci gli affari suoi. Ed ecco che i nostri cellulari diventano preziosi strumenti di ricerca. La nostra indagine è a buon punto, dobbiamo solo mettere insieme i pezzi. Ma prima è importante trasformare alcune nostre considerazioni in domande. Le affidiamo a barchette e aerei di carta che tracciano rotte e a finestre che si spalancano su orizzonti. Conclusa la fase concettuale, è ora di passare all'azione pratica. S'è mai visto un murales senza muro? E noi ce lo facciamo.
assecondando le naturali inclinazioni di ognuno, i ruoli nascono in modo spontaneo. Chi ha senso pratico usa molto le mani. I più riflessivi invece preferiscono osservare, prestare attenzione. Guai se non ci fossero. È giunto il momento più atteso, la realizzazione dello stencil con maschera normografica e bomboletta spray. La tensione è palpabile, il tempo sta per scadere. C'è già stato un primo tentativo andato male. Questo non è solo il secondo tentativo, è l'ultimo! Via! Una volta riprodotta l'immagine originaria, per renderla un'opera collettiva unica, non resta che personalizzarla, arricchendola di quell'idea comune che è sintesi di 11 idee. L'opera sembrerebbe conclusa. Il tempo è finito e i ragazzi lasciano il labbri alto. In realtà lasciano anche molte domande nascoste per gli spettatori che vorranno scovarle tra le pieghe delle loro creazioni di carta. Allora forse quest'opera non è conclusa. È un punto di partenza, una direzione. È un possibile sguardo, fatto di 11 possibili sguardi.